chiedere al professore prima una cosa che un po' mi ha colpito. Lui diceva, legava i flussi dell'est, diceva che la gente venuta qui non è stata impiegata per creare produzione. E poi parlava di gente qualificata, laureata. Quindi la domanda che faccio è questa: secondo lei la produzione, cioè la ricchezza, la capacità di produrre viene creata solo da laureati o anche da invece attività professionali, manuali che magari c'erano una volta che non hanno bisogno per forza di una laurea? Perché se parliamo ad esempio, non so, della coltivazione del territorio, diciamo, tutti sono agronomi, però anche gente che non ha una laurea magari lo può creare, può portarlo avanti e creare comunque una certa produzione di ricchezza. Quindi volevo che mi chiedessi un attimo questo punto, perché ho capito che secondo lui è laureato quello che questa è una cosa. La seconda cosa che volevo dire è questa. Sì, prego. Si prendo nota perché sono smemoratissimo come dizione a oggi, quindi anche ecco, intanto vai, faccio una seconda rassegna. Volevo chiedere questo. Non è che ci sia una possibilità, perché a questo punto, vista la grossa industrializzazione, la grossa costruzione che c'è stata di capannoni, per quanto anche edilizia privata residenziale, il problema forse è anche che non c'è una regressione. Cioè nel momento in cui con la legge Tremonti io decido di portare la mia azienda, il mio capannone in un altro territorio, come dicevo prima, non so, facevo l'esempio della Pedemontana, ma potrebbe essere negli anni il discorso della Romania, gente che è andata all'estero e porta via la produzione che costa meno, ma il capannone che ho qui non è possibile pensare di abbatterlo e ripristinare il territorio che c'era prima. Cioè il territorio agricolo a questo punto, qua dico agricolo perché fin tanto che non è apparato, altrimenti rimaniamo con cose vuote che non servono a niente. Cioè a Vittorio Veneto abbiamo un mucchio di contenitori vuoti adesso. Cioè, pensare di riqualificarli tutti penso che sia un po' difficile, perché già ci sono tantissime case vuote e non utilizzate. I contenitori sono enormi, quindi non c'è la possibilità anche di regredire, cioè è possibile che si deve sempre solo costruire e poi se rimane vuoto rimane lì. Cioè, non è possibile pensare di tornare poi indietro anche su questo, voglio dire, perché negli anni veramente è stato fatto il disastro dal punto di vista della costruzione, e questo secondo me è una cosa, perché i ragazzi prima dicevano la partecipazione. Certo, la partecipazione ci può essere, però se la partecipazione e diciamo il potere è il potere economico e non si riesce ad avere risposte poi dalla politica, è sbagliato. Perché un'ipotesi poteva essere questa: qualcuno mi dice ma non si può fare questo ragionamento. Allora io dico, una volta nella zona industriale di Vittorio Veneto, quando sono stati dati i terreni, ok, io dovevo potere, come da altre parti, secondo me un'idea poteva essere: io ti do il terreno, tu fai il fabbricato, però mi garantisci 40 anni o 50 anni di lavoro alla mia popolazione, non che dopo 10 anni te ne vai, perché è troppo comodo. Io ti do il terreno comune, ti do tutto, tu costruisci i capannoni, costruisci quello che vuoi, poi prendi l'azienda perché c'è la globalizzazione, perché ti costa meno, vai via e lasci a piedi la mia popolazione. Cioè, voglio dire, una forma di vincolo, pensare a una forma di vincolo, capisco che possa essere difficile per un imprenditore che dice che faccio i miei interessi, però a quel punto lì una forma di garanzia, una forma di qualcosa. Questo deve essere la politica però che lo introduce nei confronti dell'economia, perché se lasciamo tutto in mano al potere economico, l'impressione che andiamo veramente, e lo stiamo vedendo, a finire molto molto male. Grazie. Posso parlare senza? È una domanda. volete fare? Voglio fare una domanda, la faccio a tutti e due. È una domanda per tutti. Sì, no, se volete facciamo un dialogo oppure me ne noto tutto, come volete. Facciamo lo stesso, come preferisci. Allora, rapidamente rispondo così. Allora, per quanto riguarda la prima cosa, no, io non sono convinto che siano necessari, cioè che il lavoro sia necessariamente persona laureata. Certo è che però c'è un dato di fatto statistico ineluttabile, che il reddito di una persona è strettamente correlato al suo titolo di studio, c'è niente da fare. E se aumenta il titolo di studio medio della popolazione, è così, sono statistiche a livello mondiale, le ho riscontrate anch'io raccogliendo dati, è statisticamente così,
Quindi in termini medi, statisticamente parlando, l'aumento del titolo di studio si accompagna a un aumento della ricchezza della popolazione. Uno dice l'agricoltore, certo che saranno gli agricoltori, ci mancherebbe che non ci fossero gli agricoltori, ce ne sono pochi, ce ne vorrebbero di più. Chi fa la manutenzione del territorio? Ho visto la costa di Fregona 30 anni fa, 40 anni fa era tutta pulita, adesso è tutta piena di alberi, si sta degradando questo paesaggio qua, bisognava coltivarlo, ma chi va a coltivarlo? Chi mi remunera per questa attività? È chiaro che servono, è assolutamente indispensabile. Camminando qui nelle colline qui attorno ho trovato degli agricoltori che dicevano stiamo recuperando i frutteti tradizionali di una volta, perché se dal basso ci sono i vigneti che distruggono il paesaggio tradizionale e dall'alto ci sono i boschi che distruggono il paesaggio tradizionale. È fondamentale, però non basta. Non basta perché nella moderna economia il problema non è solo avere la varietà di frutteti che noi stiamo recuperando, il problema è connettere questa offerta con la domanda, e lì ci vuole il tecnico, ci vuole l'esperto di marketing, non c'è niente da fare, non se ne viene fuori. Per questo dico il futuro sta nel fatto di aumentare il titolo di studio, che non vuol dire che non dobbiamo sostenere adeguatamente gli istituti tecnici, importantissimi, svolgono una funzione fondamentale su un'economia tipo il Veneto, che è ancora un'economia fortemente industriale, ma badate che ci stiamo deindustrializzando, ci stiamo fortemente finanziarizzando come economia, anche noi, quindi sempre più qualità, e più qualità vuol dire meno lavoro manuale, più lavoro progettuale, non c'è niente da fare, lì va la cosa. L'altra domanda era molto interessante, quella sui capannoni. Cosa ne facciamo? Adesso ci sono. Bonificarli costa l'ira di Dio. 1, 2. Io non posso andare dal proprietario e dire beh adesso tu bonifichi e ti ritorna agricolo, dice ma com'otto? Scusate, io questo qui è un terreno edificabile, come poi tu comune a questo punto non me lo rendi più edificabile dopo che è edificato? Io vado in banca, se chiedo un prestito, dico è un terreno edificabile là, anzi è un capannone proprio, mi danno il prestito sul valore di quel capannone. Non può essere questo. Io per questo la vedo veramente brutta da questo punto di vista. I capannoni sono il 3-4% delle aree artificializzate nel Veneto, sono una bella quantità, non sono tutti inutilizzati per fortuna. Certo che bisognerebbe mettere dei meccanismi, tipo introduciamo le quote sui capannoni, vuoi fare 1 metro cubo di nuovo capannone, bonifichi un'analoga superficie dall'altra parte. Perché no? Abbiamo introdotto le quote latte, facciamo le quote capannoni. Me ne fai vuoi 1000 metri in più, 1000 ettari bonificati, oppure fai un capannone nuovo, mi fai una fideiussione in cui io, quando tu ti smetterai questa cosa, ribonifico tutto e la rendo edificabile. Certo che giustamente sono i politici, ma se il ricatto è ragazzi, se voi mi mettete i bastoni tra le ruote io vado da un'altra parte, certo che con imprenditori di questo genere è inutile che ci rapportiamo, insomma, va bene, se fate voi. Scusi, in breve, scusa Diana, proprio un appunto. In breve, a Cison, la piana di Cison di Valmarino, ci sono dei capannoni vuoti, non utilizzati da alcuni anni, e hanno costruito capannoni nuovi. Una soluzione può essere anche dire no, compra quello inutilizzato. Cioè il no, il comune deve avere il potere politico di dire no, ma se la politica è governata dall'economia siamo al punto di prima. Però c'è un'altra cosa che, arrivo subito, ma c'è un elemento di cui forse noi non ci rendiamo conto, che è la peculiarità dei mercati immobiliari. Perché? Allora uno dice, quello lì è un capannone vuoto, però quel capannone vuoto uno pensa ha un valore, giusto? Ha un valore di mercato. Quindi io ho creato ricchezza, bene o male. Le banche su quel capannone vuoto concedono prestiti. Se io accanto a quel capannone vuoto ne metto uno utilizzato, nella logica che c'è io aumento la ricchezza, aumento la capacità produttiva. Questo si basa però su un'idea sbagliata di fondo, che un capannone che non ha mercato abbia un valore, un capannone che non ha mercato vale zero assoluto e totale, solamente che bisognerebbe andarlo a raccontare in giro questa cosa qua. Purtroppo il mercato immobiliare non è un mercato che si adegua automaticamente. Per esempio questi tempi qua, questa primavera dicevano il crollo delle compravendite è stato pari al 75%.
75% di compravendita in meno un anno, la riduzione dei prezzi è stata del 7%. Non è possibile, cioè non esiste mercato al mondo, ma non esiste. Questa qui è il fatto che non si considera che il mercato immobiliare è fatto di segmenti separati. Il segmento che ancora funziona è quello più ricco, le case di lusso che non hanno, per una serie di motivi in cui non si è ridotta il numero di compravendite. È chiaro che se noi rapportiamo l'andamento del valore della vendita dei case di lusso, la riduzione di prezzo è minima. Ripeto, utilizziamo malamente le informazioni, facciamo finta che sia un mercato che non è. Ci sono molti cappelloni in giro che non valgono assolutamente nulla e molti casi in giro che in futuro non varranno assolutamente nulla. Questo dice l'economia, secondo me. No, velocissimo. La partecipazione è la base della democrazia. Lo è stata negli anni 70, poi c'è stato un lungo inverno, se l'elettro rinasce, bene, sono felicissima, torno giovane anch'io come negli anni 70. Premesso questo, è una questione tecnica, mi interessa molto questa storia dell'urbanistica partecipata, quindi va bene per tutti. È una sola domandina, non so, poi forse è il caso di approfondire, poi se mi date la bibliografia studio anch'io. Quando mi dite la mappatura, no? Ci avete fatto vedere un progetto con dei bisogni rilevati in base ai quali poi si progetta. Ma allora, com'è che dai bisogni, cioè se tu ti appiattisci sui bisogni attuali e percepiti, che vanno comunque rilevati, com'è che progetti per il futuro? Approfitto perché c'è lui che ha detto che ha partecipato il professore che ha detto che ha partecipato alla stesura del progetto del piano regolatore di Vittorio. Il piano regolatore di Vittorio negli anni 90 ha ribaltato l'ottica della città. Il meschio, che era un retro, una schiena, è diventato nodo fondamentale, cioè asse fondamentale, no? Dove corre la pista ciclabile, ma dove adesso si affacciano le parti della città. Se io mi fossi fermata allora, non io ovviamente, chi ha progettato, si fosse fermato alla rilevazione dei bisogni, che comunque non sono stati fatti, ma probabilmente sì, non avrebbe progettato in avanti, non avrebbe proiettato una immagine futura della città. Quindi non riesco a capire come tu, dalla rilevazione dei bisogni, progetti nel futuro. A Vittorio siamo in uno snodo storico fondamentale perché finisce la fase della Vittorio Veneto industriale, finisce per sempre. Si liberano degli spazi enormi in città, credo sia l'unica città che ha una riserva così enorme di spazi, che sono le ex aree industriali. Come proiettiamo nel futuro noi con la nostra testa, voi con la vostra testa, io no di sicuro, voglio dire, come riusciamo a immaginare di usare questi spazi per vedere un'altra città? E questa è la domanda che faccio, non basta mica la rilevazione dei bisogni. No, allora, io ho cercato di riassumere, è un po' difficile riassumere vari aspetti della partecipazione perché gli strumenti sono tanti. La questione della mappatura, mi sentite? Sì, benissimo. La questione della mappatura è come dire, un primo step analitico che già riflette in un altro modo una sorta di processo culturale, perché non ha solamente l'obiettivo di mappare dei bisogni, cioè disegnare dei bisogni con dei palloni su una mappa, ha anche l'obiettivo di rendere le persone consapevoli di quello che è il territorio, perché anche a me, io non sono di Vittorio Veneto, io sono di Milano, in realtà sono di una cittadina molto, molto simile a Vittorio Veneto, nella provincia. Molto spesso mi capita di non conoscere io stesso la mia città, di non conoscere molte zone e anche molte dinamiche e molte funzioni anche che esistono. Quindi al di là del fatto di disegnare su una mappa quelli che sono le istanze o i problemi, ha anche un fatto di rendere più consapevole la persona di quello che accade, perché aiuta a riflettere, cioè il fatto io di mettermi a segnare la cosa vuol dire che io sto già interpretando il mio territorio, sto già riflettendo su quello che succede. Questa cosa qua, al di là di questo, passando per rispondere alla domanda, di solito è una cosa, la mappatura dei quartieri per esempio è una cosa che viene fatta come primo step, al quale seguono attività di progetto come quello che ho fatto vedere dopo,
successivamente. E questa cosa, c'è una cosa da dire: si riesce a passare al progetto se c'è un minimo, come lei ha detto, di visione al futuro, cioè se questa cosa è costruita su certe basi. Su certe basi vuol dire riuscire a coinvolgere degli attori urbani che sono più o meno forti, che sono più o meno forti nel senso che possono essere più o meno rilevanti nella capacità di attivare dei processi di sviluppo per il futuro, e riuscire a mettere in rete in relazione tra di loro, perché molto spesso succede che gli attori forti non sono in relazione tra di loro, come succede con i comuni, cioè il comune fa il suo intervento per il suo territorio, ha dei fondi che usa per il suo territorio. Le faccio un esempio: se fossero messi in rete i comuni in un altro modo, in modo più forte, probabilmente riuscirebbero a ottenere molto di più, riuscirebbero a ottenere molti più bandi. Un esempio è quello del car sharing, cioè della condivisione, del noleggio delle biciclette o delle macchine. La Regione Lombardia dà i fondi per accedere, lascia accedere ai fondi ai comuni per avere questo tipo di servizio se i comuni sono messi in relazione. Quindi se la pista ciclabile si fa fra 4 comuni, non solo per un comune. Per tornare alla risposta, questo modo di mappare le istanze è anche un modo per mettere in dialogo le varie parti una con l'altra. Per agganciarmi alla domanda sui capannoni, per esempio, la partecipazione, al di là dei puri strumenti puntuali che si possono usare, può essere vista. Io ho provato a fare un'esperienza in progetti di rigenerazione urbana che hanno riabilitato dei capannoni dismessi, adibendoli a nuove funzioni, e le funzioni nuove che sono state introdotte sono state decise dagli ex proprietari e dai giovani che non avevano una qualificazione particolarmente alta, ma che volevano tornare a fare artigianato sostanzialmente. Questa cosa è successa per esempio a Milano, vicino a Porta Genova c'è il quartiere Tortona, dove fanno il Salone del Mobile, dove fanno una serie di eventi cittadini molto grossi, dove hanno spezzettato dei vecchi capannoni, li hanno adibiti, non so, capannoni da 20.000 metri quadri, li hanno spezzettati da 300 metri quadri in uno e ci hanno messo delle funzioni, per esempio ciclofficine o piccoli lavoratori, che sono funzioni che sono portate avanti, gestite da giovani, non sono ma giovani, cioè della mia età proprio. Quindi, e questa cosa qua è avvenuta in alcuni capannoni attraverso dei processi partecipativi, per decidere che tipo di funzioni mettere in quei capannoni. Perché un imprenditore che aveva una ditta, ha fatto la sua vita, il suo ciclo come imprenditore, ormai anche come vita, perché ormai a una certa età non è più una persona produttiva, non è più interessato neanche, non ha neanche più la voglia probabilmente di mettersi a combattere per certe cose. Bisogna pensare che poi sono i giovani che ci vanno dentro o che li usano. Per cui, adesso al di là di questo discorso generale, però la mappatura è un primo step, cerca anche di dinamizzare un po' la questione, di lasciare consapevoli le persone su certe dinamiche. Io ho partecipato a diverse attività partecipative in posti diversi, molto diversi tra di loro. A Lisbona per esempio era una mezza favela sostanzialmente, quindi l'ho fatto però anche a Milano che non lo era, voglio dire, quindi sono posti completamente diversi, ma le tecniche che sono state utilizzate erano molto simili, devono essere adattate al contesto chiaramente, e la prima parte analitica, che può essere quella della mappatura, serve a capire quale tipo di strumento progettuale utilizzare dopo. Cioè, perché per esempio la charrette, che è quella dove si disegna insieme sul tavolo, si disegna una cosa da un lato un po' pericolosa, perché è un po' come un'arma, cioè a volte le persone rimangono anche quasi impaurite, perché è uno strumento come un altro, come dire a mio nonno di usare Google Maps, cioè mio nonno è morto poi, ma rimaneva spaventato dallo strumento, quindi non è sempre detto che quel tipo di strumento possa essere quello più adeguato. Mentre per esempio quello dove si usa il modello è una cosa, noi l'avevamo messo in piazza a Comacchio quando avevo partecipato a questo workshop, e aveva anche semplicemente alle persone di mettere, noi avevamo preparato 5 tematiche, di mettere la bandierina passando in piazza, prendendo il caffè e mettendo una bandierina.
è stata una cosa molto più semplice, anche molto meno, come dire, ti complicava meno psicologicamente nel farla, concretamente. È chiaro che questo tipo di cose secondo me non risolvono, non è una risoluzione dei problemi. Io non credo nella partecipazione come la risoluzione dei problemi, personalmente. Credo che sia uno strumento indispensabile per riuscire a combattere, tra virgolette, quello che sta succedendo adesso in termini internazionali. Tanto non è vero che cose per esempio come il bilancio partecipativo, come ho fatto vedere nella mappa, stanno accadendo in posti che democrazie non hanno mai saputo niente fino all'altro ieri. Posti come l'Est Europa, l'Armenia, la Polonia, sono posti dove se la sono sognata la democrazia, voglio dire, sono molto freschi di un altro tipo di contesto storico, tanto per agganciarmi al fatto di considerare quelle che sono state le dinamiche precedenti. Quindi è una cosa che secondo me è uno strumento, lo considero come uno strumento, e a volte dipende dai contesti, a volte può essere più o meno efficace, non sempre questo tipo di cose hanno lo stesso livello di risultato chiaramente. Funzionano quando, se si riesce ad avere un arco temporale abbastanza lungo, cioè non è che faccio un disegno, poi faccio 4 incontri, rimani lì e poi nessuno ne fa niente. Io ho lavorato in Portogallo, sono stato quasi 2 anni per questa cosa dei bilanci partecipativi, e un sindaco con cui noi stavamo lavorando con più amministrazioni. Mi ricordo un sindaco che dopo una riunione mi ha detto io ho fatto il sindaco per 2 mandati, ho sempre fatto piazze, ho sempre fatto le fontane, le strade, ho sempre lasciato le cose materiali alla città. Adesso sta cambiando la giunta, che in quel caso lì era una giunta opposta, di destra e poi passare a sinistra, totalmente opposta, e io voglio fare qualcosa che rimanga alla popolazione, perché ormai ho già fatto tutto, cioè ho già fatto tutte le cose materiali che i cittadini come elettori mi chiedevano. E quindi quello che lui aveva deciso di aderire al bilancio partecipativo, perché il bilancio partecipativo era un modo per includere i cittadini nella gestione economica dei fondi e di decidere come destinare, non so, 30 milioni per il verde, 40 per i partecipi, non lo so, questo tipo di cose. Quindi aveva una progressione temporale che anche se cambiavano le giunte, quella cosa rimaneva. Il bilancio è poi una questione un po' particolare, perché anche lì può morire, la giunta dopo può decidere di non farlo più, però crea nella popolazione un certo tipo di dinamica anche sociale. Questo è il mio parere. Quindi la progettualità si vede anche, cioè le forme di progettualità sono diverse, non è solamente disegno puro. Il fatto quando quel lavoro che ho fatto a Lisbona, per esempio, adesso chiudo, quindi lascio uno spazio, quel lavoro che ho fatto a Lisbona è iniziato con una stupidata, noi abbiamo preso questo spazio molto piccolo, una stupidata di riuscire a fare delle panchine con materiali di riciclo eccetera, e dopo è stato preso in carica da 3 ONG che hanno fondi, che sono ONG formali, quindi ricevono fondi dell'Unione Europea costantemente eccetera, e poi è stato preso in mano dalla stessa amministrazione. Quindi è un processo, non è una soluzione puntuale che risolve il problema, è un input che poi può dare origine a una serie di altre dinamiche, e riuscire a fare e probabilmente è un input che può riuscire a far dialogare più attori insieme e magari metterli in rete. Cioè quella è l'aspirazione massima, chiaro, poi i contesti sono diversi, non credo che risolva la situazione a pieno, ma perché se nel nostro caso noi non è che puntiamo a fare un nuovo piano direttore. a volte come è successo in Emilia Romagna, come è successo già in Emilia Romagna, piccoli processi partecipativi sono poi rientrati come per esempio nel piano delle regole di una variante del piano regolatore. Cioè alcune attività hanno fatto attività come delle mappature e altre attività più progettuali che l'amministrazione ha preso in carico nel piano delle regole, per dire, non so, non si usa il giallo negli edifici, adesso sto dicendo una stupidata, però sono dei piccoli punti che poi possono rientrare anche nella pianificazione, non è facile, però basta. Non so se ho risposto più o meno, ma... E comunque nel nostro caso, quindi l'intervento con questa mappa è solo la prima fase, quindi dalla mappa noi vogliamo conoscere
cosa vorrebbe magari anche la gente di Vittorio Veneto. Su una mappa di tutto l'intero territorio comunale ci sono più segnalazioni sempre sullo stesso posto, non so, qualche capannone lungo il Meschio o l'ex cartiera Galvani che è stato oggetto. Ci sono molte segnalazioni lì, magari si può pensare di spostare l'attenzione lì e organizzare qualcosa delle attività che abbiamo fatto vedere prima, focalizzate magari lì se c'è un po' di interesse della popolazione. Non puntiamo a fare un nuovo piano regolatore del territorio, comunque cioè si inizia così e poi non si sa, magari qualche variante, però è un processo che adesso non stiamo pensando. Io ho visto anche imprenditori che avevano un trascorso solamente mirato al profitto per tutta la vita e che alcune attività di questo tipo le hanno messe in dialogo con i giovani, con altre istituzioni, con altri organismi e sono riusciti ad ottenere lo stesso profitto avviando delle funzioni in capannoni dismesse che mai non avevano pensato. Io stesso sono mio papà, è un carpentiere, quindi, però sono persone che hanno fatto tutta la vita un certo tipo di lavoro, a volte non è così facile riuscire a adottare l'innovazione e questi strumenti sono un escamotage per adottare delle innovazioni in un altro modo, semplicemente quello. Ci sono altre domande oppure appunto come vi dicevo ci sarà questo video di 15 minuti, se avete piacere di ascoltarlo, se avete ancora la voglia. Grazie. Facciamo questa proiezione per chiudere, dopo comunque metteremo anche in internet, quindi però vi ce li farò vedere perché abbiamo perso un po' di tempo per riuscire a farla. Per quello, quasi complicato. Anzi, il problema sarà l'audio. Ciao a tutti, io comincio scusandomi per l'inconveniente di oggi che mi porta a fare questo video invece di realizzare io comincio scusandomi per l'inconveniente di oggi che mi porta a fare questo video di portare avanti in giro per l'Italia. Io non so come si possa collegare, l'unica che il microfono magari. Prova. Adesso faccio un tentativo. Un attimo. Buongiorno a tutti, io comincio scusandomi per l'inconveniente di oggi che mi porta a fare questo video invece di essere di Vittorio Veneto comunque in biblioteca. L'esperienza dei corsi virtuosi, l'esperienza che vi avrei raccontato oggi dal vivo, è un'esperienza che nasce nel maggio del 2015. Molto distante, guarda che si sente. Faccio giornalista, ormai 9 anni, è un paese di 9 anni, provincia di Parma, 21 anni, provincia di Lecce, non sanno provincia di Empoli, neanche le sedi legali della nostra associazione, e Vezzano di Noi in provincia di La Spezia. 4 comuni, 4 realtà giganti. Faccio ripartire un secondo. Buongiorno a tutti, io comincio scusandomi per l'inconveniente di oggi che mi porta a fare questo video invece di essere di Vittorio Veneto con voi in biblioteca. L'esperienza dei comuni virtuosi, che è l'esperienza che vi avrei raccontato oggi dal vivo, è un'esperienza che nasce nel maggio del 2005 su iniziativa di 4 comuni molto distanti e molto diversi tra loro. Colorno, dove faccio l'amministratore da ormai 9 anni, che è un paese di 9.000 abitanti in provincia di Parma, Mentignano in provincia di Lecce, Bolzano in provincia di Ancona, che è anche la sede legale della nostra associazione, e Vezzano di Noi in provincia di La Spezia. 4 comuni, 4 realtà molto diverse tra loro, molto lontane anche per collocazione geografica, che a un certo punto decidono di mettersi insieme e di provare a raccontare e a mettere insieme un'Italia diversa.
associazioni, i consiglieri comunali che cercano nella loro quotidianità amministrativa di affiancare alla gestione dell'ordinario la costruzione di un progetto diverso di futuro, sostenibile e virtuoso, che metta al centro il tema della sostenibilità ambientale, che è un tema ormai diventato assolutamente di moda, assolutamente preponderante, ma che spesso non si traduce in fatti concreti. Cioè ci sono le enunciazioni di principio, ormai tutti dicono, gli scienziati, i governi d'Europa e mondiali, che c'è un problema, che questo modello di sviluppo non sta più in piedi, che non funziona più, ma alle enunciazioni dei principi, all'annuncio delle cose che si dovrebbero fare, quasi mai seguono le scelte conseguenti che si traducano in azioni, in delibere, se parliamo di comuni, in leggi normative se parliamo di stati, e in finanziamenti, in risorse per mettere in campo degli investimenti che possono costruire il cambiamento. Senza i comuni virtuosi, che hanno un'esperienza ovviamente molto limitata e molto piccola, oggi contiamo 74 comuni sparsi su tutto il territorio nazionale, è un'esperienza che prova proprio ad affiancare all'enunciazione dei principi la costruzione di un percorso alternativo, mettendo insieme tutte quelle esperienze, anche piccole, anche isolate, che in decine di comuni italiani si stanno facendo, aggredendo quelli che sono i temi della sostenibilità ambientale, e che noi abbiamo riassunto in 5 macro categorie: la gestione del territorio, l'impronta ecologica della macchina comunale, i rifiuti, la mobilità e i nuovi stili di vita. Per ognuna di queste 5 categorie i nostri comuni virtuosi sperimentano ormai da una decina d'anni progettualità molto concrete che vanno chiaramente in controtendenza, controcorrente rispetto a quelle che purtroppo sono le politiche che trasversalmente gli schieramenti, soprattutto a livello nazionale, continuano ad essere portate avanti. Se si parla di gestione del territorio, consumo di suolo; se si parla di impronta ecologica e di gestione efficiente della macchina comunale, significa sprechi, inquinamento e quant'altro; se si parla di rifiuti, si affronta il tema facendo inceneritori, quindi bruciando i rifiuti o infilandoli sottoterra nelle discariche; se si parla di mobilità significa solo alta velocità, progetti che portano nuove quote di inserimento da una parte e nuovo traffico veicolare sulle nostre strade. Se si parla di nuovi stili di vita e partecipazione, significa la definizione della politica che non coinvolge i cittadini e delle scelte che continuano ad incentivare e stimolare nell'opinione pubblica e nelle comunità locali stili di vita ormai logori, frutto di un modello di sviluppo che appunto è fallito. Ecco, contro tutto questo la storia dei comuni virtuosi dice che si può andare anche in un'altra direzione, e lo si può fare mettendo in campo delle azioni concrete che dimostrano coi fatti compiuti che appunto un altro modello di sviluppo è non solo necessario, perché questo stile di vita ci porterà all'istruzione, ma anche assolutamente conveniente proprio su quei temi, su quei canali che vengono utilizzati da chi crede che l'unico modo per salvare l'umanità sia quello della crescita infinita, di continuare ad aumentare le percentuali del prodotto interno lordo. Perché conviene? Perché conviene anche da un punto di vista economico, perché conviene anche da un punto di vista occupazionale, perché conviene anche e ovviamente da un punto di vista del minore impatto ambientale. Faccio qualche esempio per capirci. Il nostro comune più virtuoso sul tema
soluzione, cioè si continua a pensare che l'unico modo di risolvere un problema che c'è e che c'è nelle grandi città come nei piccoli centri, c'è nelle città del nord come nelle città del sud, cioè la gestione della montagna di rifiuti che noi cittadini e noi imprese continuiamo a produrre ogni anno. Si pensa che l'unico modo per risolvere questo problema sia quello di affrontare questo problema con gli strumenti, con la mentalità del secolo scorso, cioè infilare materie prime e seconde sottoterra nelle discariche o bruciarle in un forno inceneritore che sputa diossine, polveri e nanoparticelle nei nostri polmoni, nei nostri campi e nell'aria che respiriamo. Noi pensiamo invece che la soluzione sia un'altra, cioè sia quella di tendere alla strategia rifiuti zero, che è partita in America da Todd Connect, da una città delle dimensioni di San Francisco, che oggi è stabilimento oltre il 75% della raccolta differenziata, che ha dimostrato che è la soluzione che ci dà futuro, che ci dà respiro, che ci dà una possibilità altra rispetto a quella che abbiamo con gli inceneritori delle discariche. Il modello di Ponte Negrano in un paese normale verrebbe preso appunto come un esempio da seguire e da replicare su vasta scala in una gestione efficiente della gestione dei rifiuti. 90% della raccolta differenziata, meno di 30 kg prodotti all'anno pro capite di rifiuti, 20% in meno di costi per la pubblica amministrazione, 20 posti di lavoro creati nei 4 anni di nuovo servizio, una riduzione delle tariffe a carico positivo delle famiglie che pagano attraverso la tariffazione puntuale solo per quello che non riescono a differenziare e quindi sono incentivate e stimolate a far sempre il proprio meglio per ridurre a monte la produzione di rifiuti, che è l'altro tema da mettere in campo a fianco della raccolta differenziata. E di questi esempi noi ormai ne abbiamo davvero a decine e a centinaia e sono frutto di sperimentazione, dello sporcarsi le mani, del provare a fare e a costruire facendo quel cambiamento che vorremmo vedere nella nostra società. Il tema del consumo di suolo, che è il centro della discussione di oggi, è un altro di quei temi che noi abbiamo cercato di affrontare facendo uscire il principio del bisogna interrompere la sementificazione dai convegni, dalle sale affollate degli esperti di settore che da anni ormai dicono che l'Italia ha vissuto un ventennio di distruzione e devastazione del territorio, di portare fuori tutto questo, di trasformare le parole in azioni conseguenti, che per quanto ci riguarda significano approvare piani regolatori a crescita zero. Il primo comune in Italia ad aver fatto questa scelta, ormai nel lontano 2007, comune piccolo comune di Cassente di Rovegnano, in provincia di Milano, una scelta importante, significativa, simbolica, perché fatta in uno dei contesti più urbanizzati del territorio nazionale, Milano e tutto quello che è l'interurban di quella grossa metropoli, una scelta che poi è diventata un punto di partenza e un esempio, un modello che oggi è stata seguita negli anni da decine di comuni di tutta Italia, anche molto più grandi del comune di Cassinetta, e che non ha messo in crisi il settore edilizio. Il settore edilizio è andato in crisi dopo, perché la bolla speculativa, la bolla finanziaria, l'aver costruito troppo senza logica, senza governo, senza una visione di società e di comunità, ha portato il settore a entrare in crisi, ha portato un sacco di persone a non avere un posto di lavoro e un sacco di imprese a fallire. Ma la scelta di Cassinetta, così come la scelta di tanti altri comuni che dopo hanno seguito quel modello, ha non solo non fermato il mercato edilizio, ma l'ha trasformato, l'ha convertito, ha consentito di evitare a quelle imprese quel fallimento che poi è arrivato, dove invece si è continuato a trasformare terreni agricoli attraverso delle varianti urbanistiche in terreni edificabili. E che cosa è successo in quel comune, in quei comuni? È successo che si è cominciato a creare le condizioni per favorire un riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, una riqualificazione anche energetica, anche di messa in sicurezza a livello ad esempio sismico di quegli edifici, di quelle abitazioni pubbliche e private, trasformando, obbligando in qualche modo, incentivando in qualche modo le imprese del settore a fare scelte di consapevolezza e di sobrietà che hanno consentito ai loro dipendenti di mantenere il posto di lavoro, di riqualificare dal punto di vista energetico il patrimonio edilizio e quindi di ridurre anche l'impatto ambientale e la bolletta energetica, e di fare una scelta che ha dimostrato che i comuni potevano vivere e mantenere
attività culturali e ricreative che vengono fatte ogni anno in un comune, non finanziando quelle operazioni, quei progetti con la devastazione del territorio attraverso l'ennesima variante urbanistica e quindi gli oneri dell'urbanizzazione, ma risparmiando sulla bolletta energetica, facendo politiche di sobrietà e di efficienza e mantenendo e considerando e gestendo il territorio come un bene comune da preservare al pari dell'acqua che beviamo, dell'aria che respiriamo. Esperienze come quelle di Casinetta, come dicevo, si sono sviluppate negli anni e a fianco della non cementificazione si sono avviati processi di riqualificazione di aree anche più compromesse. Voglio raccontare a questo proposito, e lo voglio fare con anche un senso di appartenenza, di legame molto stretto con quella comunità, l'esperienza del comune di Berlino, comune di provincia di Brescia, dove il nostro compianto sindaco Dario Zapetti, membro del comitato direttivo dell'associazione, ha portato a compimento un processo che 3 generazioni di amministratori hanno messo in campo in una comunità che aveva nel centro esatto del paese, a 100 metri del campanile della chiesa e a 50